Cari amici appassionati di vecchio camion, sono qua in compagnia con Giorgio e insomma, guarda qua Giorgio cosa abbiamo, un bel Lancia Esadelta C, giusto? Un bel Esadelta C, come vedete la cabina monta i pannelli laterali come c'era l'Esagamma E, quindi praticamente l'ultima cabina che ha costruito la Lancia. È ancora una linea, come vedete, ancora moderna. Vedo che hanno montato anche il terzo specchio supplementare. Tra l'altro un 4 asci anche. 4 asci, gli Esadelta C erano molti carrozzati 4 asci per via della portata, perché quando ancora non era stata introdotta la portata europea in Italia, avendo una tara limitata, col 4 asci riusciva a avere sempre il lordo di 220 quintali, quindi aveva una portata netta più alta dei camion magari dell'Esagamma o degli 82 o dei 90 o degli 83 che c'erano al tempo, no? Questo qua sarebbe anche in vendita, certo c'è da fare qualche lavoretto, magari il suo motore mi sembra non è che... ribaltabile trilaterale, monta le gomme 10-020. Il suo motore non sarebbe originale, no? Ho detto, no, ecco. Monta un motore del Fiat 643. 643. Facciamo magari un particolare dell'olio e lo vediamo. Ma il suo motore originale si potrebbe trovare o quasi impossibile? Penso dell'Esadelta. Altrimenti basta andare dal mitico Gazzola, lui di sicuro ha qualcosa. Ah, sicuramente. Il buon Giovanni Gazzola magari ha qualche motore ben nascosto. Guardate qua, carissimi amici, questo bel Esadelta. Ecco anche le frecce laterali, per esempio, sono quelle dell'82 della Fiat, però ho visto adesso su internet poco tempo fa si trovano le sue originali, che si stentava a trovarle. Cioè, frecce dell'82, eccola qua. Cabina qua originale, quella, almeno. Cabina originalissima. Adesso saliamo qua, la brandina c'è. Addirittura il copricofano in finta pelle. Guardate qua, copricofano in finta tetto pelle. apribile, la Lancia già allora montava il tettuccio apribile. Infatti, guardate qua, adesso vi faccio vedere il particolare, intanto che mi scedo qua sulla... Ricordo proprio da ragazzino i miei cugini del DOT avevano acquistato l'Esagamma E. Brandina, guardate qua, tetto apribile. Il tetto apribile era una cosa, era solo la Lancia che ce l'aveva. Dice il comando per i tergicristalli. Guardate qua, carissimi amici, qua. Ah, qua è stato montato il supplementare, il contagiri. Contagiri qua. Cruscotto è il suo, no? Sì, contagiri del 19, cruscotto il suo col tachigrafo montato poi, volante originale Lancia, la letta parasole in vinile. Questo era facile da aprire? Sì, o sì, no? basta pressione, questo... Ecco qua, vediamo un po' le cose che piacciono a Marvin, l'altoparlante che al tempo rotto, esatto. Particolare del portacenere. Guardate qua il portacenere, insomma. Insomma, effettivamente la Lancia qualche accorgimento lo dava. Se pensi, guarda la cabina com'era spaziosa, com'era finita rispetto, cioè questo è del periodo degli 82, delle cabine del baffo Fiat, è tutta un'altra cosa. Trasformazioni Lomas, anche una vecchia azienda che trasformava in 4 asci o 3 asci. Calandra, copri mascherina per l'inverno, visto che non c'era il termostato. Targato Ravenna, insomma, Ravenna ci porta fortuna qua. Poi vediamo la cuppa dell'olio del 643, riconoscibilissima. Cuppa dell'olio. Insomma ragazzi, qua in vendita sì, c'è da cambiare qualche pezzo per chi lo volesse originale, però sempre un 4 asci che... Anche il portapacchi bello del periodo. Andiamo a vedere qua, la luce è un po' qua, quella che è qua. I retrovisori sono quelli dei 170. Guardate qua, portapacchi. Con la scaletta. Con la scaletta. Contentatevi perché qua la luce è ombreggiata al massimo, però dai. Bello, bello, bello comunque, lo stesso, un 4 assi. Certo, per gli amanti dell'originalità vogliono il motore, insomma, però dai, si può trovare. Abbiamo detto, facciamo già pubblicità. Se volete un buon motore, Giovanni Gazzola vi dà tutte le vostre informazioni, un appassionato. Quando si parla di Lancia, Esagamma ed Esadelta. Esatto, quando si parla di Lancia, insomma, per noi Lancia vuol dire Gazzola Giovanni, insomma. Lui ama e vede solo Lancia, insomma, ed è questo. Guardate qua, carissimi amici, qua il Marvin vi conclude la diretta. Certo, sarebbe stato bello metterlo in moto, ma no, dai, accontentiamoci. È una bella diretta, insomma. Ho fatto la diretta qua con Giorgio, insomma. Spettacolo, spettacolo lo stesso, insomma, ancora una volta
Niente, qua il Marvin vi ha dato ancora una volta una diretta pazzesca, fantastica. Hai visto come ho messo qui? Niente, voglio dedicare, dato che siamo nelle zone qua, anche questo camion lo dedico ai camion storici nord-est, dato che anche il signore ha detto che è stato a un raduno a Longarone con l'amico Graziano dell'Orione 400 e ha detto insomma sì conosco il gruppo, lo conosco, eccolo qua. Carissimi amici, niente, qua il Marvin vi saluta. Filippo, cosa dici? Una tua battuta finale? Spettacolo! È spettacolo, hai visto? 4 assi. 4 assi, esatto. Guardate qua, carissimi amici, spettacolo, ve l'ho fatto vedere, più di così non posso fare. Splendido, splendido camion, ancora una volta. Il Marvin vi regala un'ennesima chicca pazzesca. Ciao a tutti e a presto. È in vendita per chi è interessato. Il prezzo è anche abbordabile, certo il motore non è originale, insomma, però è sempre un 4 assi. Ciao a tutti e a presto!